Buonasera a tutti, BCTV, tenore radio di 20 Kimbe di Jannaio 2026, dia di domenica. Bene, idimo diretto come si presenta a die, oggi il video non scrivete sinocche, non scrivete senati due, bolla cuidere come diretto, ecco qua, si presenta di voi, coculato, che ne manco uno, te di Haitino. E dimos in una videata un pacchetto più larga e poi no, che si torna vizi tra due saddes insomma questo di Gulumuru tra due cucolo questo di Gulumuru questo di buon cammino in questi mesi e poi impara si chiede te fatti il cucolo pala niente. Bene, di morite non era sotto la valluoie, non era a beda a ora del salde che c'è a quest'ora, poi potete la dire spalazzata, insomma, dai, sa giorni che poi spalazzata e resta meso coculato, potete su queste sa di 7 gradi temperatura massima, batto al grado temperatura minima. I dimoscrasa, l'unico di una sacca, a beda esas primas horas, da esas 7 a 9 e poi spalazza te resta messo coculato per tutte le die, 7 gradi al massimo, 3 gradi al minimo, un pacco poi fritto di olio. Amos oggi pure da dare il toccamento d'olio e non voleva poi dare per skin, per rispetto della volontà della famiglia e come ne damo il toccamento a 81 anni, finché il morto ne dica a compiere come 82 non cava, cioè, mese insomma, finché il morto, Don Pasquale Pede, frase di Bastianina e del sorbiato di Pepparosa e Batore, Prittero Sereno e del Bonobaccher, ordinato sul battle di agosto 1974, ha praticato la missione ecclesiastica sua in Forni, cattedrale di Nugolo, Santa Maria della Neve, Ollollai, Luvula e Saccaletta. All'interno e storie l'unisi, Cras l'unisi, scusate, a Sasunnic in Sacrea de su Miracolo. Condolenza e pazienza a Salvamiglia tutto da parte del Bizzi TV. Bene, a Terranova Alvona sono la partita del Sabiti Volley che ha moldato in diretta, ha moldato, ecco qua la spizzina dell'allenatore del Sabiti Volley che hanno vinto 3 a 0 chi SD Polisportivo Villagrande. Una bella partita, vero, la terza, poi il terzo set, proprio a cardiopalma, in a 20 battole, che hanno este 20 battole, non si accontenta da su primo che è arrivata, ma si è andata a dai innantisi, fino a schi uno non distanza di 2 spunti satiro. E insomma, battapito alti e bassi, Villagrande ha giocato abbastanza bene, la terza partita è stata 2 al via in vantaggio, o 3 forse, no, come non la più in mente, ma vabbè, in questo spareggio è stata andata a parizzare via in vantaggio, poi recuperata, insomma, a Saine però Velati spuntata a Biti, volle che comunque già 2 a 0 e quindi insomma una Schisa Villagrande è una bella squadra ma non all'altezza di Inghere chissà Biti volle. Bene, andiamo da innanzi, sì, abbiamo Novasa, It Capita, Don Tottoni, corso nominato assistente ecclesiastico regionale del Saccol Diretti Sardegna. Hanno fatto la cerimonia in una creata a Uruno e Nugoro. E lo si vede no, che Don Tottoni in questo imparamento, insomma, che è andato già prima messa in questo senso. Auguri a Don Tottoni e a mezzo avanzamento. Bene, e poi no che abbiamo no, vabbè, però l'abbiamo già data, e poi come no che abbiamo già partita già de oie giocata Vitesse a Basanta, come non riescono a rincare posizione essa a Basanta. Boh, non riesco poi magari la Pompio.
e poi gioca pure Macomer Calcio Lulese, questo gioca a Sastrese, giocano in Macumele, invece la Bittella gioca in Bizzi, e chi non chiama Michele, le Sabittese, domenica arriva a Basanta, si ringrazia lo sponsor, tutti gli sponsor del gara, che hanno ringraziato, il tecnico agrario, dottor Giuseppe Pala, dottor agronomo Giuseppe Pala, campionato di prima categoria regionale Girone C, domenica 25 gennaio 2026, ore 15, stadio Pedro Burrai B, di Bittese a Basanta. Bene, allora andiamo da innanzi, oggi scadi e poi assentare l'ospizzino lo ha su un festival parrocchiale dei ragazzi a impressate, poi vabbè che fino a siesta chi è una dia di ritardo non fa che nulla, insomma, però a impressate poi che sospizzino lo deve preparare musicalmente, insomma, e quindi tocca a chi pensa iscritto in anticipo. Bene, andiamo sul giornale a vedere il tema di nuovo, cominciamo a prima pagina del San Nuova. Allora Torres non esce dal pantano, va bene, mi pare però pareggiato. Cagliari capolavoro a Firenze, la Dinamo lotta ma perde a Trieste, questo è Fosse Sport. La crisi del commercio frena la crescita dell'isola. Poi abbiamo un articolo di fondo da Davos sfila, a Davos sfila il nuovo potere, il potere del Trump. A Davos 2026 non è stato il luogo dove il mondo ha provato a confrontarsi e capirsi, bensì il luogo dove il mondo ha preso atto di chi comanda. De gai estesemos in mano a uno psicopatico. Domani torna al Consiglio dei Ministri, posa questione del soldanno di Henry, questa temporata Henry. Andiamo alla prima pagina dell'Unione, ecco qua, Cagliari 2 bacioni a Firenze, impresa con la viola 1-2, il rosso-blu volano. La lezione di Pratobello di Salvatore Cubeddu. Pratobello parla ancora ai sardi, ma perché questo nome in italiano quando in tutti i paesi rimane Zupadru, Zupardu e via variando. Nel mio ce n'è più d'uno e lì distinguiamo il maiore Niedu de Iosso de Supra, residuo verbale dei prati comuni amministrati dalla comunità che si destinava al pascolo del bestiame. Asini, pecore, maiali, gioghi, ogni anno parte del territorio comune veniva anche pulito e suddiviso in parti destinati alla semina, suvidazione, per coloro che ne avessero avuto bisogno. In effetti il Pratobello non si comprende dai numeri abbessito, questo Michele, questo numero, vabbè, non tanto sono numeri stravolti che bisogna in Sardegna, quindi per puro Pratobello. La Sardegna vuole ripartire, riapre la 195 al poeta tutti al lavoro, grandi pulizie e aperitivi. Insomma, tanta gente collaborando. Jacuzzi della CGL pronti alla piazza, questo è il settore sanitario. Trovati morti i genitori dell'assassino, il delitto di Federica, cioè il babbo e la mamma di Claudio Carlo Magno, reo confesso dell'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, sono stati trovati impiccati nella loro casa. Si sarebbero tolti la vita, la cittadina laziale è sotto shock. A baita e te combinano questo riscappestrato e macolo. Andiamo a San Nova, da chi non riguarda andare a corso, si è spento Don Pasquale Perez, guidò le parrocchie di Lula e Ollollai, e che parroco di Lula e Ollollai, Don Pasquale Perez, si è spento ieri all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato da alcuni giorni. Originario di Bitti, dove era nato 81 anni fa, ha lasciato un ricordo pieno d'affetto in tutte le comunità dove ha svolto il servizio pastorale.
Dopo l'ordinazione carceraria nel 1974 a Gorofai, primo incarico come vice parroco di Fondi, poi in cattedrale a Nuoro. Dal 1984 al 1996 guida la parrocchia di Olollai, poi arriva a Lula dove resta fino al 2005. Quindi è animatore del seminario regionale di Cagliari e infine parroco di La Caletta. Ovunque ha portato il suo entusiasmo, il sorriso giocoso e tanta dedizione. A Lula ieri il ritocco triste delle campane ha annunciato la sua morte. Il funerale si svolgerà domani alle 11 nel santuario della Madonna del Miracolo, luogo a cui Don Pasquale Perez, tornato a Viti negli ultimi tempi, sin dall'infanzia, è sempre stato legato. Don Pasquale. Siniscola, l'ex assessore regionale Silvestro Lago bacchetta le scelte politiche. Dalla scuola alla sanità, la baronia perde competitività. L'allarme lanciato all'ex parlamentare Mara Lapia sul declino di Siniscola e della baronia trova piena condivisione da parte dell'ex assessore regionale Silvestro Lago. E noi scriviamo a rimorchio, usiamo questa baronia per Saturno Pacco, stiamo a essere noi, che invita ad una riflessione costruttiva sul futuro del territorio. Scelta strategica completamente sbagliata, purtroppo. La possiamo cambiare, la scelta strategica hanno facchete, che possiamo separare ed è anche un'altra offerta competitiva, alternativa e competitiva che sa baronia, insomma, e invece poi non siamo la zappata a perdere tutto a favore appunto di un territorio, insomma, che non os appartiene, che so scale amano o vicinanza, ma economia completamente diversa. La perdita della competitività, sottolinea l'ADU, è un dato innegabile e chiama tutti ad un'assunzione di responsabilità per invertire una rotta che appare sempre più preoccupante. Rimarca che negli ultimi anni la baronia è stata progressivamente privata di servizi essenziali. Lo svuotamento del distretto sanitario ha raggiunto livelli sostenibili, ma non è l'unico segnale di arretramento diffuso. Emblematico, dice l'ADU, è il mancato accreditamento del liceo linguistico all'Istituto Pila, nonostante, guardate bene questo istituto, prima visti, parti dai visti, nonostante il possesso di tutti i requisiti, frutto di una scelta politica legata ad una miope logica di accentramento nuorese, a discapito del territorio provinciale. L'ADU aggiunge l'abbandono della zona industriale di Siniscola, che in passato aveva garantito sviluppo e centinaia di posti di lavoro. Punzecchia, il rappresentante del mondo politico locale. La Estais Telecom conclude: non può essere la foglia di fico che copre tutte le manchevolezze di coloro che si adagiano su modelli fallimentari. Vabbè. E quindi Silvestro estorra voce in capitolo. Namada innantisi, crisi della sanità nel territorio. La denuncia arriva fino a Bruxelles. Allerta in Barbagia. Scrive alla Commissione europea della salute. Allerta in Barbagia, associazione dal San Francesco di Nuoro a San Camillo di Sorgono. La crisi della sanità del centro Sardegna va oltre i confini regionali e arriva sul tavolo delle istituzioni europee. La denuncia del Comitato Allerta in Barbagia arriva direttamente a Bruxelles, alla Commissione Europea della Salute. Senza mezzi termini, il gruppo parla di livello estremo e di manuale di sopravvivenza della sanità isolana, dove i diritti dei cittadini sono letteralmente archiviati con disinvoltura. In Sardegna la sanità pubblica sembra un esperimento sociologico, si legge nel documento a firma del portavoce Pina Cui, per verificare quanto possa resistere una popolazione quando i diritti esistono solo nei documenti ufficiali. Da anni ci sentiamo ripetere che non ci sono medici, mentre nessuno dice quali azioni siano state intraprese per rendere la sanità pubblica
un luogo dove un medico voglia davvero lavorare e restare. La lettera è un elenco lunghissimo di problemi, è come scorrere i grani di un rosario, riporta lo stato in cui si trovano alcuni reparti dei due ospedali, dove da troppo tempo si opera con enorme difficoltà per cercare di garantire i servizi essenziali. E insomma, con questa corsa a chi sa appropriare di questo argomento. Diritti umani e inclusione, il monologo di Del Grande, lezione speciale per gli studenti dell'istituto Volta. No, che però avete gustato come siete summesso. Comitato provinciale per l'ordine pubblico in vista di Carnevale, incontro voluto dalla prefettura. Guardate bene, in vista delle manifestazioni di Carnevale in programma in molti centri del Nuorese, qualche giorno fa in prefettura si è tenuto il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'incontro era finalizzato alla definizione di un'adeguata cornice di sicurezza per lo svolgimento degli eventi in programma. Alla riunione indetta dalla prefetta Alessandra Nigro hanno preso parte i vertici delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, nonché dei sindaci interessati. In quella occasione sono state definite tutte le necessarie attività e gli interventi, anche a cura degli amministratori locali, con apposite ordinanze e puntuali piani di sicurezza per assicurare il sereno andamento dei festeggiamenti. Particolare attenzione è stata rivolta all'intensificazione mirata dei servizi di vigilanza e alla pianificazione di tutte le misure organizzative a salvaguardia della pubblica incolumità, così da garantire lo svolgimento delle prossime manifestazioni carnevalesche in un clima sereno e protetto. E poi tecrenare appunto essere responsabile della sicurezza, crenare tutto questo, crenare davvero responsabilità, chi abbia saziente non riteniti gai importante le gai pesanti, e invece specialmente in questa ultima occasione del Sauchina del Sant'Antoni abbiamo visto che Giudanno este uno a portata de mano, in cui può succedere in un attimo, basta un sbaglio qualsiasi danno può succedere. Il protocollo regione sindacati narrata è solo sulla carta, aziende e lavoratori senza guida, sanità, ritardi e caos, pronti alla mobilitazione, presa di posizione della CGIL, troppe emergenze e malessere diffuso, ma non ho compreso che come assessore a este todde, ma come si permette, scusa, come si permette? Non è da oggi che il sindacato evidenzia le emergenze in sanità e sollecita con forza azioni concrete, ma ora con il continuo peggioramento della situazione su tutti i fronti e con il caos nelle nomine in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del TAR, e altro caos arriverà di sicuro. Insomma, ora che la misura è veramente colma e il malcontento così diffuso, non si intravede altra strada che una grande mobilitazione di piazza per dare la sveglia alla giunta. E quindi abbiamo il teatrino delle parti, abbiamo una delle parti e abbiamo usata. Il mandato è una ipotesi sempre più pressante, avverte la CGIL Sardegna al termine della sua assemblea generale, che ha dato mandato al segretario Fausto Durante e all'esecutivo, con un ordine del giorno firmato all'unanimità, di chiedere alla regione interventi immediati e strutturali per restituire governo, stabilità e prospettiva ai sistemi sanitari territoriali. Nei prossimi giorni decideranno modalità e tempi in modo unitario insieme a CGIL, CILS e UIL, il sindacato sardo naturalmente non viene nominato, alle rispettive categorie della funzione pubblica e dei pensionati.
bisogna ritagliare gli spazi su oppure la CGL. ASL ora Todd tratta con gli ex DG l'ipotesi del PD su Cagliari e Olbia, cioè prima che l'hanno boccato che balla dai scherzo, vabbè che come il minore non è schira manchi te che renare, balla dai scherzo, ma dato che bisogna li spieghiamo, si scherzo è uno tubetto che ho cattato da un ramedio da saucco, il boitanne lo canne che le su coro e poi se ponete Pironello dell'Inna che ha che balla, insomma, ballottolo in italiano e si surbata poi a lanciare, è una specie di cerbotana, si scherzo praticamente non è stato che una cerbotana, però no, salballa non è che spinta dalla sagra del suo pulmone, ma tiende un altro meglio che ha che del pistone e quindi comprime sagra into e che anche Bessile balla che balla da scherzo. ASL ora Todd tratta con gli ex DG manager ancora da nominare, prima serve l'accordo con i vecchi, ecco qua. Ci saranno giorni prima che Alessandra Todd si decida a indicare i direttori generali delle due ASL rimaste finora sguarnite, prima parecchi intole su 31 di Natale, che siamo arrivati su 31 di Jannaio e non si regala nulla, evidentemente bacchettata l'hanno fatto dove Salmano della regione è assessora ad interim alla sanità e infatti impegnata assieme ai suoi collaboratori più stretti nelle trattative con i vecchi manager licenziati prima della scadenza. Obiettivo arrivare ad un'intesa per metà che metta d'accordo le parti così da poter deliberare le nuove nomine in serenità, evitando magari quanto accaduto nell'azienda di Sassari, dove Flavio Segni, uno dei DG, sensi dei DG cellulati per effetto dei commissariamenti, è stato reintegrato grazie alla sentenza del TAR di una settimana fa. C'è un problema per il momento, le intenzioni stanno dando pochi frutti e potrebbe trascorrere più tempo del previsto prima di completare il puzzle della governatrice delle 12 aziende sanitarie interessate, cioè si chiede a fare confusione. L'appello dell'UNICEF, proteggere i bambini è l'unico futuro possibile. Il presidente Graziano a Cagliari, nell'isola Grande Solidarietà. Ieri incontro con i volontari dei comitati. Un bello hacker. Complimenti. Manager con camice. Mi piace fare il medico di base. Dalla guida delle selle di Olbia all'ascolto di La Maddalena. Marcello Acciaro ha presentato ricorso. L'ho fatto per difendere i miei diritti da cittadino, ma sto benissimo. L'acciario adesso il bullinato de Todd, insomma, e sa pure fatto ricorso. Intanto però il facchenne su dottore de base e pure s'ascolto. Visite, ricette, certificati, la routine del medico di base accompagna le giornate di Marcello Acciaro, che è il direttore generale dell'SL di Olbia, che ha rimesso il camice nell'ambulatorio Ascolto della Maddalena, la città di origine della sua famiglia. Un lavoro ce l'ho da direttore nell'azienda sanitaria della Valcamonica. Sono in aspettativa, però volevo restare in Sardegna per esigenze familiari e fare il medico di famiglia come oggi sto facendo. Porte spalancate? Non esattamente. Come medico di famiglia c'era un posto a tempo determinato di 8 mesi e volevano che mi dimettessi dall'ascolto di Palau. A quanto pare non c'era necessità, così sono qua, un incarico da 15 ore e sto benissimo, vado al lavoro a piedi, volendo potrei andare in barca. E abbaia tutto quello che capita. Intanto però ponete a pensare la Tonde che ha fatto un ricorso. Crans, vamos no, che ha
politica italiana, Tajani richiama l'ambasciatore, Kras praticamente in questa lotta con la discoteca, chiamiamo la discoteca può non avere praticamente la scamaiamo prima, una sala, ecco, hanno fatto una sala in una specie di scantinato, ma baitate canta starta questa cosa, si arriva a toccare la copertura, la bovetta che salmano. Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana, provvedimento assurdo. Salvini intanto riceve l'influencer suprematista Poteschile. E beh, Salvini è Salvini. Salvini è Salvini. È stato un onore per me stringere la mano ad un uomo al quale ho guardato fin dall'inizio del mio attivismo. Un leader coraggioso, un uomo forte d'Europa, il vice premier italiano Matteo Salvini. Diventa un caso la foto postata su X da Tommy Robinson, ammiratore dell'ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica del Regno Unito, mentre sorride e stringe la mano al leader della Lega, al MIT. Ma come beste usatelo scassato de Vannacci che le fa che ne si scarpa a Salvini. Formazione per amministratori locali, l'assessore Spanedda fa la differenza. La formazione di amministratori e personale degli enti locali non è un adempimento formale, ma uno dei fattori decisivi della qualità dell'azione pubblica. Nei comuni competenza e capacità decisionale fanno la differenza. Lo afferma l'assessore regionale degli enti locali Francesco Spanedda nell'avvio di un percorso formativo rivolto agli amministratori locali promosso da Remo Orto, commissario straordinario del comune di Goni. Sostenere gli amministratori nel governo dei processi amministrativi significa gettare le basi perché le scelte politiche e pubbliche siano più efficienti e coerenti. Andiamo a capire fatture elettroniche, obbligo anche per i forfettari. Per le fatture elettroniche 2024 la scadenza per la conservazione è fissata al prossimo 31 gennaio. Nell'obbligo rientrano per la prima volta tutti i forfettari. L'appuntamento chiama in causa i titolari di partita IVA, tenuti a conservare a norma le fatture elettroniche entro i 3 mesi successivi alla scadenza della dichiarazione dei redditi. La data si lega al termine ultimo di trasmissione del modello Reddit 2025. A proposito della sanità, baitate che volevo parlare, purtroppo sul giornale non va, questo articolo in merito. Chi pur sono specialista, come potem fare che sa ricetta deve piccare in farmacia a comprare l'esame di china, cioè non va poi bisogno di andare poi al dottore del base o a Sascot o a che non ha la ricetta. Come io la norma di legge la devo cliccare, poi dare nuova definita, ma isco chi ergai. Bonus bollette 2026, la giornata ieri si è confermato nel bonus bollette 2026 lo sconto sui consumi di luce e gas per le famiglie con ISEE basso, mentre è sparito il contributo straordinario. E va bene, quindi lo chi deve fare che dimanda l'H. Il futuro degli scali in occasione del palo in frasca da una argomenta satiro. L'appello della CIS, garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini. L'incarnateraio nel volo che gli uidi scindite a volare. Il futuro degli scali sardi passa dalla loro valorizzazione. Una proposta per il futuro del sistema aeroportuale nella Sardegna che abbraccia cambiamenti in corso nella geografia infrastrutturale nazionale e le esigenze dell'insularità. A presentarla la CIL Sardegna, sottolineando come l'evoluzione delle politiche di trasporto in Italia imponga di avere un modello aggiornato che garantisca alla Sardegna condizioni stabili di accessibilità, mobilità e coesione territoriale. Non si comprende nulla. E te che l'annare e vi rinunziamo. Roba sindacale. Sport. Se questo è un sogno, non svegliatevi. Non svegliateci. Dopo la Juve, il Cagliari batte anche la Fiorentina. E a
Firenze e vola a +8 dalla zona rossa e non spacco. Insomma, andiamo a vedere la classifica, siamo a 25 punti, quasi mezzo classifica. L'Inter ha in 22, pure su doppio. Comunque sia, insomma, siamo in una posizione discreta, viene abbinata una sfilza, tutta la corsa pari, 23, 23, 23, cioè praticamente Beste Sassuolo, Cremonese, Parma, Torino, tutto a 23 punti, la cola e l'assa Micolare che su Cagliari. La partita inveniente, il primo del Vreaglio, su Cagliari lo giocate in domo, chi su Verona, chi sono Verona in un benché, Verona, Cremonese, a Verona anche queste ultimo e tutti, insomma, battere di che punto, ma e quindi sì, Bippotte, Faccheri, Sperema, ma non si schia mai, però insomma, mentre a giocare chi una debile di squadra che non una volta, solo che lo Cagliari Inghete dei Puschi Salforte. Ultimo avviso sulla sanità, la CGL è pronta allo sciopero, questa è la Nuova Sardegna, che torna a piccare sul conto del prima. L'ultimatum dopo il documento dell'Assemblea Generale e pianificheremo le prossime azioni con le altre sigle sindacali. La crescita nell'isola si è fermata, pesano le difficoltà del commercio. Confocommercio narra il PIL sardo frena nel 2025, non raggiunge la media del paese, stallo nei consumi e alta mortalità delle imprese, crolla il potere d'acquisto. I negozi di vicinato sono presidi sociali, enti pubblici e banche li devono sostenere. Per questo siamo d'accordo, l'ultima attività deve essere sostenuta in modo tale che non si incamogliata. L'ultima farmacia, l'ultima bottega, poi tenere l'ultimo cinema in caso nostro, insomma, chi vamo sul salone su cinema sto da salvare, da rendere pubblico in modo tale che restate per sempre. Andiamo alla pagina italiana, accordo UE-Mercosur a rischio. Fitto, narrata, parlamentare europeo e narrata il commissario, porterebbe benefici enormi. Orsini Confindustria, quello del Parlamento europeo è un voto miope, ma in cui vale tesa miopia, adesso che arrivano in epoca politica populista, insomma, visto che vai a caricare trattore in giro e quindi hanno nato questo trattore vota a me e hanno voto contrario su Mercosur. L'accordo UE-Mercosur può portare benefici eccezionali e non soltanto per le sue ricadute economiche, ma anche perché può costruire a livello geopolitico una risposta ai dazi. È netto il giudizio di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario per la coesione e le riforme sullo stallo intorno all'accordo commerciale tra Unione Europea e il blocco sudamericano, arrivato dopo il voto del Parlamento UE, che ha approvato la richiesta di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per ottenere un parere sulla compatibilità dell'accordo con i trattati. Per Fitto, il video collegamento al terzo forum internazionale del turismo a Milano serve in ogni caso rispettare il voto del Parlamento, anche se l'auspicio è che si trovi una soluzione, dato che insieme UE e Mercosur compongono un mercato da 700 milioni di persone che rappresenta un'eccezionale opportunità. Sulla stessa linea, sempre intervenendo all'evento di Milano, il leader del Confindustria Emanuele Orsini, che ha definito molto miope il voto del Parlamento. Dai miope. Multe stradali, 1,9 miliardi agli enti locali, entrate in calo rispetto al 2024, ma negli ultimi 5 anni il totale di 8,5 miliardi. Lavoro,
Il 14% dei disoccupati arriva da un impiego all'estero, dati in linea con la media europea. Picchi in Irlanda 40% e Svizzera 50%. Forza, andiamo a politica internazionale, forza per Gaza, invito USA all'Italia. E a che si figura l'Italia in mezzo a questa cossaglia che formata sul gruppo trampiano. Tra le ipotesi anche una partecipazione per la formazione della futura polizia, entrate come fondatori della missione ma senza truppe. Meloni ci pensa. Oh, L'Italia potrebbe prendere parte alla forza internazionale di stabilizzazione per Gaza come membro fondatore. Una richiesta in questo senso sarebbe stata avanzata dagli Stati Uniti al governo italiano, che starebbe facendo proprie valutazioni. L'impegno, secondo l'agenzia Bloomberg, non riguarderebbe l'invio di truppe, ma un lavoro di addestramento delle future forze di polizia della zona. Un progetto, spiega, di fatto confermando il ministro degli esteri Antonio Tajani, per il quale il nostro paese sarebbe già in passato detto disponibile. Cioè non si tratta adesso board of perch, ma di un altro organismo. Meno male. Ucciso un uomo, bimba deportata, caos a Minneapolis, cioè praticamente non avrebbe sa milizia che Trump ha posto a servizio del suo macchine suo. Gli agenti federali sparano, una vittima, la folla insorge. In un video la lotta del 37enne con la polizia e il Dipartimento di Sicurezza aveva una pistola, ma quando l'hanno sparato, la pistola non la Yuki ha preso e sono veramente a servizio di un'autarca. E quindi da Novi Sad il movimento universitario chiede pulizia e libertà. Le Majdane del Serbia, riparte la protesta degli studenti, si punta alle elezioni. In Serbia il movimento di protesta guidato dagli studenti è ripartito e si prepara ad un salto di qualità politico. Nuovo obiettivo: presentarsi alle prossime elezioni politiche, che siano anticipate o meno. È tornato sotto i riflettori in questi giorni per una serie di proteste. Il movimento dei giovani si dà appuntamento a Belgrado per un confronto in piazza con la gente martedì. 10 giorni prima c'è stata la ripartenza nel luogo simbolico, la città settentrionale di Novi Sad, nella ricca Vojvodina, dove tutto era iniziato nel novembre 2024, innescato dal crollo della teoria della tettoia nella stazione, che uccise 16 persone e che scatenò la rabbia contro la corruzione pervasiva e consociativa, sostanza di cui si nutre nella visione del movimento uno Stato autocratico che riduce sempre di più gli spazi di libertà. Speriamo che Juventus a libertà te colete. Intanto in Cina, via ai corrotti, a Xi il controllo dell'esercito, cioè praticamente Xi non solo ha come il controllo politico ma pure militare. La mannaia dell'anticorruzione in Cina si abbatte ancora sui militari. Gli ultimi due generali della potente commissione militare centrale scampati alle precedenti epurazioni, incluso il numero 1 Zhang Yuxia, sono ora finiti sotto indagine per sospetti gravi violazioni disciplinari e violazioni della legge. Potete scrivere accanto a te servire. La formula di solito usata per indicare la corruzione. La mossa, riferita ad una nota del Ministero della Difesa, ha lasciato al presidente Xi Jinping al vertice della commissione l'inedito controllo operativo dell'esercito popolare di liberazione, le forze armate cinesi, praticamente come temere di tutto. La leadership del Partito Comunista ha dunque messo nel mirino Zhang Yuxia
primo vicepresidente della commissione componente il Politburo e il militare più alto in grado del Dragone. E poi anche Liu Zeli, membro della commissione e capo dello Stato Maggiore congiunto. Ma te iscrivono pago, quindi eliminato Calesia concorrente. Viva la democrazia. Trump minimizza il contributo NATO e la guerra in Afghanistan. Secondo me se tutto questo hanno fatto, il governo italiano replica alle parole del Tikkun sull'Afghanistan che hanno dato chi si tratteneva in inglese, l'italiano, eccetera, eccetera, si trattenevano in dai secoli e a morire solo dell'americano. Colamo a una cosa un po' seria, Ucraina, il presidente Zelensky ad Abu Dhabi, colloqui costruttivi. Sono stati costruttivi i colloqui tra gli inviati di Kiev, Mosca e Washington negli ultimi 2 giorni ad Abu Dhabi, dove si è discusso molto. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che al centro della discussione sono stati possibili parametri per porre fine alla guerra. Il presidente ucraino ha poi detto di apprezzare molto la comprensione della necessità di un monitoraggio e di una supervisione americana sul processo di fine della guerra e di garanzia di una vera sicurezza. Il leader ucraino ha inoltre affermato che se ci sarà la disponibilità per andare avanti, già la prossima settimana si terranno nuovi incontri. Riprenderanno domenica prossima, questo è il giornalista però che nata, riprenderanno domenica prossima. L'Ucraina sta lavorando per la pace e la sicurezza. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando. Ha concluso in un post condiviso su X. Intanto si segnala che massicci attacchi russi avvenuti nella notte hanno lasciato al buio 1,2 milioni di persone in Ucraina. A Kiev ha reso noto su Telegram il vicepresidente Oleksiy Kuleba, oltre 800.000 utenze sono rimaste senza elettricità. A Chernihiv altre 400.000. È stata attaccata anche una struttura sanitaria a Kharkiv. Secondo l'OMS, dall'inizio del 2026 ammontano a 19 gli attacchi a strutture sanitarie in Ucraina. Hanno causato 2 morti e 16 feriti. Questo è già pacche. Oh, yeah. Andiamo da innanzi a Davos il nuovo potere. Questo è lo chiamano, cominciato da questa prima pagina della Nuova Sardegna di Francesco di Ciommo. Dopo anni di ragionamenti, allusioni, provocazioni, questa volta il messaggio è arrivato chiaro e diretto. Donald Trump a Davos ha parlato, ha incontrato, ha negoziato e soprattutto ha imposto il tono, non quello della cooperazione, non quello dei valori condivisi, ma quello della realtà nuda, interessi, rapporti di forza, transazioni. La stessa logica sottesa alla creazione del Board of Page per Gaza, alto progetto Made by Trump of course. Il forum, che per decenni si è raccontato come coscienza globale, si è trasformato davanti al presidente americano in una platea disciplinata, pronta a registrare ancora più che ad ascoltare. Cioè praticamente partite rispondere di ascoltare i tei ha deciso su mere. Ma questo l'abbiamo già visto e abbiamo finito, quindi che in questo è durato 45 minuti roia. Porca miseria. E vabbè, tancamo su che sa sigla di tancatura e non diamo l'appuntamento torna a altre occasioni. Non possa direte sapete che non si può fare. Andiamo da innanzi. Ecco qua.
tutto da Vizi TV. Adios.